l'unico strumento che conosciamo che gioca battolimbettas, si narra ischelio, e questo fu connotto meda finas a sos primos de su Noigentos. Su poeta sardu Paolo Mossa avvenne un componimento intitolato Cazza a Sischelio, ed è una specie di richiamo da caccia. E questo imita da saoghe de su gravolo. E questo si narra serraggia, beni da bosa, che se il frimato più sale non che besta ancora, però questo strumento fu considerato come giocattolo de carrasegare, fu un vero strumento musicale. Sa buscicca e su volcu attento diversos usos, in noghe commente cassa di risonanza, che senza gusto non si intende su suono. L'hanno usata può conservare sozzo volchino, e sa gente povera de sa Sardegna, e l'hanno usata pure piena de sambene in certo scarrasegares. È formata da un tubo de canna che gioca due boccone dell'inna che servono può girare sa colda, che tenne una colda che è sollevata da una buscicca di porco, che come è apponato serve per fare intendere su suono. E tutto è suonato con questo archetto, che è un cone di ghessa, che tende una ena, una drizza di pilo di gaddo mascio. E questo è su tamburo, su tambarino più antico che conosciamo in Sardegna. E tutto salbiddas lo tenivano noi. Questo bene da Bido Maiore. In noi si è il frimato più a lungo. E del fatto è ortigo, sì, è un cilindro di ortigo che porta salbases ammontadas da vedde de cane molto evamene. Quindi che queste peddes odiano su grasso. Se si fu firmato su grasso, a su caldo, su grasso si sciolvere e a su primo colpo a bacchetta sa pedde si segata. E ora su grasso a Soscane lo facevano perdere in vita. Questo fu la storia. Ecco, questo è un piatto di ottone del 1700. Per un secolo è stato usato a suo posto di questi strumenti a solido e di questi strumenti tipo su tamburo. Ad accompagnare ballos e canto, si narra affluente e ben suonato con una giae di metallo, di ferro. Tiene d'origine dessas cresias che solgiagano in passato, giriano i salbiddas, iscudindes a giae a questo piatto, può avvertire sa gente che fu passante può ritirare sa sofferta, può narrare sa missa a sas animas una volta su mese. E da cui è nasce questo strumento che veniva suonato da goi.
Amolbidu sos instrumentos de sa civilidade sarda, poi in sottigentos sono cominciato a arrivare sos instrumentos da terra manna. Sa musica civile, la giamaiana, sos antigos. Ma come venende prima, non hanno stimato meda sos istrumentos de canna, tipo sa launedda, non la hanno stimata al meda. Che manco sal mamas, fun contentas che i solfigios s'erano imparati a suonare. Che di miana che s'erano molto di maladia a pulmones. E poi sono stato fortunato quando è arrivato su sonetto, che è nascido in Italia su 1863, grazie a questo interessamento di un certo della famiglia Soprani, Paolo e Settimio Soprani. Questo è il suo primo strumento, a nome di Paolo Soprani e Frades. Poi dopo di questo il bene di Paolo Soprani e Fizzos. Poi il bene di Paolo Soprani solo. Poi dopo di esso, dopo Paolo Soprani, hanno costruito in attera città, che il nome che a Macerata a Gentiloni, a Stradella a Maga Ercole, a Recanati, San Marinucci e a Castelfidardo sa Fico Secco e sa Galanti. Però prima di noi si hanno costruito i tedescos con sa famosa fabbrica Honner. Però prima di esos tedescos hanno costruito sos russos. Questo è il russo, questo è il primo, sos tedescos secondo e noi siamo sos ultimos. E gai è successo pure per sos pipiolos. A dire il vestito su sonetto a bucca, sul famoso bravi alpini, bellissimos e abbandonados. Hanno lasciato sos pipiolos e hanno utilizzato questi che sono bellissimos, sia per sos cantos come per sos ballos pure. Questo lo siano più per sos cantos. Sul babbo al manno de sa chiesa naraiana, cantende si prega a due albortas, e si può narrare però sono spuro, sonando si prega. Certo che si prega, in Cresia si manca sa musica, va fino a tristezza, fino a sa liturgia, e tutto sul documento lunare che bisogna di alimentare cantos e sonos, il suo passato. Non fu ni accettato certos sonos, certos instrumentos de su popolo, non che fu una cosa mala sus instrumentos, ma che si ne fun servitos certos che hanno sbagliato in sa vita e spalghiano sos errores, accompagnato da sus instrumentos e da su canto. Ma una società senza musica e senza canto è una società troppo triste. E so sono servono pure per accurziare a Deus. E il suo pure, è vero.